visione e discesa nell'inferno raccontate da Suor Faustina Kowalska. Suor Faustina Kowalska è stata una suora polacca vissuta tra il 1905 ed il 1938. Apparteneva alla congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia ed è stata colei che si è maggiormente prodigata per la diffusione nel mondo della devozione a Gesù misericordioso. Sor Faustina è stata canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel 2000. Ricordiamo che ella, nel corso della sua vita ebbe delle esperienze mistiche straordinarie, le apparvero Gesù, la Madonna, gli angeli, gli arcangeli che le rivelarono delle cose di grandissima importanza per la storia dell'umanità e che ella annotò in maniera molto precisa e fedele nel suo famosissimo diario. Ebbene, in questo diario Suor Faustina Kowalska annota nel 1936 un evento di grandissima importanza. Ella scrive: oggi, sotto la guida di un angelo, sono stata negli abissi dell'inferno. È un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione spaventosamente grande. Queste le varie pene che ho viste. La prima pena, quella che costituisce l'inferno, è la perdita di Dio. La seconda, i continui rimorsi di coscienza. La terza, la consapevolezza che quella sorte non cambierà mai. La quarta pena è il fuoco che penetra l'anima ma non l'annienta. È una pena terribile, è un fuoco puramente spirituale acceso dall'ira di Dio. La quinta pena è l'oscurità continua, un orribile, soffocante fetore, e benché sia buio, i demoni e le anime dannate si vedono fra di loro e vedono tutto il male degli altri ed il proprio. La sesta pena è la compagnia continua di Satana. La settima pena è la tremenda disperazione, l'odio di Dio, le imprecazioni, le maledizioni, le bestemmie. Queste sono pene che tutti i dannati soffrono insieme, ma questa non è la fine dei tormenti. Ci sono dei tormenti particolari per le varie anime che sono i tormenti dei sensi. Ogni anima con quello che ha peccato viene tormentata in maniera tremenda ed indescrivibile. Ci sono delle orribili caverne, voragini di tormenti, dove ogni supplizio si differenzia dall'altro. Sarei morta alla vista di quelle orribili torture se non mi avesse sostenuta l'onnipotenza di Dio. Il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l'eternità. Ed ecco che Sor Faustina Kowalska prosegue nella sua tremenda descrizione dell'inferno aggiungendo quanto segue. Ci sono gradi di sofferenza diversi a seconda dell'intensità del peccato, ma tutti gli spiriti dannati soffrono. I peccati intellettivi sono più gravi di quelli carnali, quindi vengono puniti con più gravità. I demoni non potevano peccare per debolezza carnale come noi uomini, per questo i loro peccati sono gravissimi. Eppure ci sono uomini dannati che soffrono più di alcuni demoni perché l'intensità del loro peccato in vita superò addirittura quello di taluni spiriti angelici.
Tra i peccati ce ne sono 4 particolarmente gravi. Sono i cosiddetti peccati che invocano la vendetta divina. Essi sono l'omicidio volontario, le perversioni sessuali che confondono la società, quali la sodomia e la pedofilia, l'oppressione dei poveri, il defraudamento della giusta mercede a chi lavora. Questi peccati gravissimi, più di tutti, accendono l'ira di Dio, perché egli ha cura di ogni suo figlio, soprattutto dei più piccoli, dei più poveri, dei più deboli. Ci sono anche altri 7 peccati particolarmente gravi, anche perché mortali per l'anima, e sono i 7 peccati contro lo Spirito Santo, la disperazione della salvezza, la presunzione di salvarsi senza merito. Questo peccato è molto diffuso tra i protestanti che credono di salvarsi per sola fede. Poi vi è quello di impugnare la verità conosciuta, vi è poi quello dell'invidia della grazia altrui, l'ostinazione nei peccati, l'impenitenza finale. Gli esorcismi sono la prova che gli spiriti dannati convivono eternamente con il proprio peccato. I demoni, infatti, si differenziano proprio a seconda del loro peccato. Ci sono i demoni dell'ira e quindi si manifestano con rabbia e furore, i demoni della disperazione e quindi si mostrano sempre tristi e senza speranza, demoni dell'invidia e quindi più degli altri odiano tutto ciò che li circonda, inclusi gli altri demoni. Poi ci sono i peccati dettati dalla debolezza carnale e dalle passioni. Essi sono di intensità minore perché dettati dalla debolezza della carne, ma possono essere ugualmente gravi e quindi mortali per l'anima, perché comunque deformano lo spirito e allontanano dalla grazia. E sono proprio questi i peccati che più trascinano le anime all'inferno. Ecco che Sor Faustina prosegue nel suo diario la sua narrazione dicendoci: scrivo questo per ordine di Dio affinché nessun'anima si giustifichi dicendo che l'inferno non c'è, oppure che nessuno c'è mai stato e nessuno sa come sia. Io, Suor Faustina, per ordine di Dio, sono stata negli abissi dell'inferno allo scopo di raccontarlo alle anime e testimoniare che l'inferno c'è. Ora non posso parlare di questo, ma ho l'ordine da Dio di lasciarlo per iscritto. I demoni hanno dimostrato un grande odio contro di me, ma per ordine di Dio hanno dovuto obbedirmi. Quello che ho scritto è una debole ombra delle cose che ho visto. Una cosa ho notato, e cioè che la maggior parte delle anime che ci sono anime che non credevano che ci fosse l'inferno. Quando ritornai in me, non riuscivo a riprendermi per lo spavento al pensiero che delle anime là soffrono così tremendamente. Per questo prego con maggior fervore per la conversione dei peccatori ed invoco incessantemente la misericordia di Dio per loro. Oh mio Gesù, preferisco agonizzare fino alla fine del mondo nelle più grandi torture piuttosto che offenderti col più piccolo peccato.